Ancora 3 anni, questa volta sono 7 dietro l'autostart, 1 Karim, 2 Calliope Trio, 3 Comandante V, 4 Cerbero 3B, 5 Caruso Grad, 6 Cosimo Primo Cla, seconda linea, 7 Corcovado. Corsa che appare match fra Comandante V e Cerbero 3B, numeri 3 e 4 dello schieramento, Maurizio Cheli, Manuel Pistone in sediolo, leggermente favorito Cerbero 3B su Comandante V, macchina intanto che accelera e subito in lotta Comandante V e Cerbero 3B, Comandante conserva il comando, Cerbero si accoda, in terza posizione c'è Calliope Trio, è rimasto invece subito out Corcovado. E così Comandante V in vantaggio su Cerbero 3B, più indietro rimane Calliope Trio a precedere Karim, lunga fila indiana dopo 200 metri in 14,4. Sulla retta delle scuderie non cambia nulla, tutti in fila indiana con out Corcovado, falloso prima dello stacco, intanto se ne vanno i primi Numero 400 metri 7 con il leader che ha Corcovado potuto già squalificato. graduare l'andatura, 31,2 il passaggio ai 400. E a questo punto c'è la sortita decisa da parte di Cosimo Primo Cla, che rompe gli indugi e viene via con cattiveria per trovare posto alla corda alle spalle proprio di Comandante V, che completa in 47,600. Non si è opposto Cerbero 3B, che ora esce all'esterno e va con decisione sull'avversario dopo un giro in 1,2,7, 15,1 davanti alle tribune. Il match preventivato sta prendendo corpo perché Comandante V a questo punto accelera, Cerbero 3B lo ha costretto a allungare, il chilometro se n'è andato intanto in 1,17,7, torna in seconda posizione Cerbero 3B davanti a Cosimo Primo Cla, poi Calliope Trio e altri più discosti. Sposta nuovamente Cerbero 3B per andare all'attacco di Comandante V, 2 alle prese a 400 dalla conclusione, parziale secco in 14,6 con Cerbero che insiste ma Comandante replica, più indietro c'è Cosimo Primo Cla che precede Calliope Trio, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo, Comandante V entra in vantaggio, una lunghezza abbondante di margine su Cerbero 3B, Comandante V in grado di accelerare ancora nel finale, Cerbero ci prova nuovamente ma Comandante conserva sempre quella lunghezza abbondante di margine e vince sullo stesso. Terzo posto per Cosimo Primo Cla davanti a Calliope Trio, 1,16,1 con un bel 29,4 a chiudere dopo un 29,6 di penultimo quarto, 59 secchi per gli ultimi 800 metri, Maurizio Cheli, Comandante V per conto di Andrea Sarzetto, assegno quota di 2,52 per il vincitore. Cerbero 3B aveva chiuso nettamente più appoggiato, 1,63, ma ha dovuto adeguarsi a quota fissa 2,30 per Comandante V, 1,90 per Cerbero 3B. Comandante invece ha guidato fin dal via, ha respinto Cerbero 3B sul percorso e in arrivo ha mantenuto una lunghezza e mezza di vantaggio. Secondo posto per Cerbero 3B, terzo per Cosimo Primo Cla, quarto Calliope Trio.